Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su MotoGP e siamo a Catalogna, Spagna, pole position comandiana come da pronostico ragazzi, un secondo, ne ho dato al secondo, dominio puro per Veneziano, fioi, veramente un gran cume, fioi, un gran cume, dopo la vittoria al Mugello vogliamo la seconda consecutiva, e la terza stagionale, e la settima in totale. Noi Comandone, spacca tutto, spacca tutto. La partenza non è mai perfetta, ma qua sarà un dominio, Fiori Catalogna, difficilmente vado male, Incidente per Tonucci Taralluccio, il nostro Taralluccio preferito. Qua il pronostico è hat-trick comendiano, ossia giro veloce, pole position e vittoria. Questo è il fortino del Come, ragazzi, è il fortino. Però non si sa mai, ragazzi, non si sa mai. Tanto Clark Kent è già secondo, ma sono io la sua criptonite adesso. Mo so cazzi suoi. Adesso sono veramente cazzi suoi. Il come spinge, il come spinge. La Moto 3 deve essere mia ormai. E il veneziano all'orizzonte. Ta ta ta. Dai Cuba, dai, best Cuba in the world. Come sempre ragazzi, le tribune sono piene di tifosi, di veneziano e soprattutto di ragazzine, di fanciulle meravigliose. Con l'hashtag Comenda Veneziano e l'hashtag alle ragazzine piace il manubrio del Cuba. Vai fiori! Ricordo sempre che mi potete trovare su Instagram e vedere bene la vita anche del Comenda fuori da YouTube. È bello. Assolutamente, una cosa più bella è che siamo primi ragazzi, il pacchetto è acquisito. Ho acquisito un pacchetto ragazzi, che bello. Mamma mia, proprio a Catalogna il comandone pittura tutto, è proprio un pitturomane, fio, il pitturomane. L'imbianchino Cume, fioi. È proprio la gara favorevole, questa è proprio la strafavorevole. Però non inganniamo, non è il livello che è facile, anche perché non siamo neanche primi nel mondiale, ma è che con questa moto, che è la Honda la migliore di Moto 3, con la Moto 3, che è comunque una moto facile da guidare, con Catalogna che è il mio circuito, uno dei più favoriti, vado bene. Però a parità di condizioni con la MotoGP è molto più difficile ragazzi, è molto più difficile. Quindi non dobbiamo essere troppo ottimisti di là, vinciamo tutto. Non sarà così in MotoGP purtroppo, non sarà così, lo sappiamo bene. Tanto il Come sta veramente bruciando tutti, in questa gara proprio non c'è storia. Do not story nell'inglese che ha fatto il Come. Un uomo incredibile, un uomo poliglotta che sa tutte le lingue. Il veneziano se ne sta andando, fiori. Il Venece, il Venece. Come sta guidando in maniera impeccabile. Veramente un asso veneziano. Qua in Spagna silenzio. Qua in Spagna veramente silenzio. Qua ci andiamo a prendere il fastest lap quasi certamente. 50-51, yes! 1.51.5 mi basta per il fastest lap. Quindi pole e fastest lap completati. Manca solo l'ultima cosa, la più importante, la vittoria per fare l'hat-trick comendiano. Noi vogliamo l'hat-trick o triplete o il trouble, come dir si voglia. Vogliamo la tripletta. Mamma mia, che sogno vedere il Cume a Catalogna. Mamma mia. Il Cume vuole anche battere il record di Dohan e
Marquez, che hanno fatto 10 vittorie consecutive. Il Cume ne vuole fare di più in qualsiasi classica, sia 2, 3 o MotoGP. Vorrei tentare questo miracolo, ma la vedo una cosa abbastanza difficile. Intanto siamo quasi certamente a 2. E questa livrea è fantastica, ragazzi, vera italiana col casco dell'Italia, stivali bianchi, tutto sopra proprio la nostra bandiera, fioi. Signori, si sta alzando in piedi tutta la torsida. Tutta Barcellona è ai piedi di Veneziano. Che non è semplicemente un pilota, è essere il pilota. Vai Cube. Ultima curva, e poi sarà la terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva, la settima da quando è professionista. Vai Cube, signori, signori, e sono 2 consecutive, e sono 2 consecutive, e sono 2 consecutive. Oh yes, e si è ammata però. Grande vittoria del Cube, yes. Yes, yes, yes. Il pago chiuso comincia a popolarsi, già popolarsi, anche il paccotto chiuso. Siamo a -6, ragazzi. -6. Siamo a livello 20-26 ormai. E il Cume sale. E il Cume sale. Il Cume veramente dal podio, bacia tutti. Il Cume bacia tutti. Certo, bravo Cume. ad andare così forte sarà bravo Cume. Come festeggia il Cume. Che bello da vedere il Cume. Un bel Cume proprio. Grande Cume. Ragazzi, incredibile, in Olanda, 26esimo tempo in griglia, 3 giri, 2 errori e uno schifoso. Veramente, 2 giri con caduta e uno finito male, purtroppo al 24esimo, al 26esimo posto. Male, 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 non me lo sarei mai aspettato. In una gara che vedo il Cume strafavorito. Questa è la MotoGP, fioi. Vediamo che riusciamo a combinare, ma sarà una rimonta a dir poco impossibile. Ma noi ci proviamo, ragazzi. Certo, ho buttato via veramente una possibilità grande di fare la terza vittoria consecutiva. Cioè, è proprio un'impresa, cioè, andare a vincere questa gara è proprio da fenomeni. Attenzione il Bagna. Wetman, eccolo qua, Wetman. Dai, cazzo, dai, Cume. Siamo da 14esimi, 12 posizioni recuperate. Che fenomeno il Cume, che fenomeno. Abbiamo una curva, la curva finale, prima della chicane, quella è la nostra curva. Il Cume è furioso, è -6 da Kent. Lui è la criptonite di Kent, di Clark Kent. Ce la può fare il Cume a vincere contro il porco, però l'è dura. Buon sorpasso di Veneziano, se c'è Happy Meal e Bastardini. Stiamo girando bene adesso. Siamo in piena rimonta, in piena rimontata. Proprio furioso il Cume, si vede. Adesso stare attento perché questo è vero che sono le mie curve, ma è anche vero che non posso ammazzare la gente. Anche perché mi ammazzo anch'io. Quindi devo frenare di più. Così. Mamma che rischio! Mamma che rischio! Attenzione qua il Cume fa una cosa ai limiti della regolarità. Proprio ai limiti, non farla più Cume per cortesia. Giro record del quarta. Giro record del quarta. Anche il giro veloce sarà pressoché impossibile. Anche se adesso lo andiamo a fare, ma è il giro dopo che conta. Ma con tutta questa bagarre sarà difficile. Poi comunque c'è sempre da contare che ho fatto quella chicane finale ai limiti della regolarità, se così si può dire. 7 place e non va bene. Comunque grandissima rimonta del Cume, che l'ha potuta fare solo perché questa è una gara favorevole, però aumentano anche gli impianti, l'altro anno ho vinto. No, non sono mai riuscito a fare più di 2 vittorie consecutive per il momento. O forse sì, non mi ricordo onestamente, forse sì, no, forse 4, no, non mi ricordo, poi vabbè, vaneggi cumendiani tipici. Sono tutti qua comunque, sono tutti qua, in una curva me li posso pappare tutti.
Vai, Comandon. Spacca tutto. Spacca tutto. Mamma che rischio. Mamma che rischio. 7th place. Adesso devo assolutamente fare la chicane bene, non bene di più. Ok, l'ho presa un po' più prudente stavolta, voglio vedere tutto all'ultimo giro. Qua devo farla pianino anche per correttezza. Ok, perfetto. E adesso vai di final lap giro record Clark, che però è secondo, Vediamo se il Kuma riesce a prendersi il fastest lap. E se lo prende, ragazzi, giro record per il Kuma, quindi il Kuma altro tassello per la carriera. Però non basta, cioè, ho bisogno... No! Mamma che questo è stato un rischio un po' eccessivo, Rischio eccessivo per il talento veneziano. Però, vedi, questa è la MotoGP, ragazzi, gara che sono strafavorito, vado a fare anche il giro record. Qualifiche di merda mi stanno levando la possibilità di vincere. Pazzesco. Pazzesco. Pazzesco, Beppe, pazzesco. Devo provare tutto alle ultime 2 curve. Almeno il podio, Cristo di Endius. Perdo parecchi punti qua da Kent. Pazzesco. Non posso perdere punti nelle gare dove sono favorito, cazzo. È vero che ho vinto al Mugello, ho fatto punti in gare dove non ero favorito, però che cacchios. Dobbiamo rosicchiare altri punti per cortesia. Bruttissimo rischio, lunghissimo, lunghissimo il Kuma. Lunghissimo il Kuma. Vabbè, il Kuma fa anche la cappella, attenzione! Bagar, vabbè. Vabbè. Quarto posto un po' rubato. Quarto posto un po' rubato, ma c'è da dire che mi ha un po' inculato anche la situazione, nel senso vedere che hanno rallentato delle moto per il bagar, la chicane, un po' fregato, però insomma vabbè. La classifica finale della gara. Non sono troppo soddisfatto, però crollo a meno 18 ora che... Meno 18 ora, Clark. Che mondiale durissimo, raga. Un saluto dal comandone veneziano. Al prossimo video. Ciao!